La giornata oggi è cominciata male. È accaduta una cosa incredibile. Una vera disgrazia ha colpito il mio compagno Robetti. Il padre di Robetti è capitano di artiglieria e manca da casa da molto tempo. È di stanza al confine del nostro paese. Per questo Robetti e sua madre vivono soli nella loro casa. Bene, io vado a scuola. D'accordo, Giulio. Ma prima d'andare non dimenticare di salutare tuo padre, eh? Certo. Caro papà, la mamma ed io stiamo bene, perciò non devi affatto essere in pensiero per noi. Arrivederci, mamma. A presto. Io vado allora. Come? Suppongo che tu abbia appuntamento con qualche tuo compagno di scuola, visto che non hai alcuna intenzione di aspettarci per uscire. Sì, hai indovinato, è proprio così. Mi vedo con De Rossi e Garrone e andiamo a scuola insieme. Chi è Garrone? Ma sì, babbo, non lo ricordi? Quel ragazzone alto e tanto buono che è figlio di un macchinista. Figliolo, Oh, figliolo. oh, mio Dio! Oh, mamma! Che c'è? Non ti senti bene? È il mio solito malessere. Oh, ma tu scotti! Devi avere una febbre altissima! Non preoccuparti per me. Pensa a tuo padre. Ah, Arrivederci allora, a dopo. Oh, non è giusto che lui se ne vada prima di noi. Voglio andare anch'io adesso. Aspettami, Enrico. Nino, torna indietro. Sei ancora troppo piccolo per andare a scuola da solo. Non essere disubbidiente. Su, da bravo. Con voi non ci vengo. Vado con Enrico. Ma Nino. Temo che tutto sia inutile. Lasciatelo venire con me per oggi. E va bene. Urrà, evviva! Aia, per favore, mi porti tu la cartella a scuola, mamma? Nino, mi stupisci. Ebbene, Adriana, rassegnati all'evidenza. Oggi Nino andrà a scuola senza di te. A scuola, a scuola! Ciao, mamma! Nino, mi raccomando, attento per strada. Sì, ciao! Ehi, Nino, lo sai che ti stai comportando davvero come un bambino viziato? Il fatto è che anch'io avevo molta voglia di incontrare Garrone. Come mai? Oh, non dirmi che non lo immagini. Nella nostra scuola tu, De Rossi e Garrone siete molto ammirati. Tutti quanti vorrebbero essere come voi. Ciao Enrico, ciao Nino. Ciao, Robetti. Come va? Ebbene, grazie. Ma come mai da queste parti oggi? Ho un appuntamento con De Rossi e Garrone. Perché non vieni anche tu con noi? Ti ringrazio. Ma non posso, perché il maestro Perboni mi ha pregato di aiutarlo a far entrare tutti i bambini di prima in classe e io gliel'ho promesso, capisci? Scusami. Capisco, a più tardi allora. Ci vediamo a scuola. Ah, eccoti. Ciao Enrico, ciao Nino. Ciao, Ernesto. Buongiorno, signor De Rossi. Buongiorno a te, Enrico. So che sei di nuovo in classe con Ernesto e so anche che lui ne è assolutamente entusiasta. Ma ora vi lascio, arrivederci. Arrivederci, papà. Ehi, il padre di De Rossi è un grande dottore. Hai visto? Mandano una carrozza apposta per portarlo al lavoro in ospedale. Guardate, lui va ancora a scuola con la mamma. Chissà che fine ha fatto Garrone. Ascolta, perché non lo andiamo a prendere a casa? È qui a 2 passi. Buona idea. Ecco, abita lì. Garrone! Ehi, Garrone! Garrone, ci sei? Salve amici! C'è stato un imprevisto e non sono potuto venire. Ma perché non salite? Eccoci, arriviamo subito.
Amici, accomodatevi, prego, su. Sapete, il fatto è che mia madre si è ammalata all'improvviso e così devo portare il pranzo a mio padre che è al lavoro. Oh, santo cielo, mi dispiace molto. Ma Garrone, tu sei davvero capace di preparare il pranzo per tuo padre? È logico. Purtroppo mia madre è molto debole di salute. Ci sono abituato. Cos'è, Enrico? Guarda là. Ah, quella. Fu scattata l'inaugurazione della linea ferroviaria Torino-Genova nel... Mi pare che fosse nel 1854, esattamente 28 anni fa. Le prime ferrovie in Italia sono di quel periodo. Anche la regina Vittoria partecipò alla cerimonia di inaugurazione. Bravo, De Rossi, sei un asso. Sai sempre tutto. Senti, come mai hai quella foto? Beh, è molto semplice. Mio padre è macchinista ferroviario e perciò allora lavorava su quel treno. Cosa? Dici davvero, Garrone? Sicuro. Poi mio padre diventò fuochista. Dice che quel treno raggiungeva la folle velocità di 40 km l'ora. Gli brillano gli occhi quando lo racconta, sapete? Accidenti, Garrone, tuo padre ha fatto la storia come macchinista. Oh, Enrico, è davvero fantastico. Ma ora andiamo su, devo portare il pranzo a mio padre. Venite con me. Babbo! Oh, figliolo, sei venuto tu quest'oggi. Spero che non farai tardi a scuola. Tieni, non preoccuparti, babbo. E poi sono in buona compagnia. Enrico e De Rossi sono stati talmente gentili da venire con me. Buondì, signor Garrone, molto lieto. Buongiorno, signor Garrone. Sono molto contento che tu abbia dei nuovi amici. Mi dispiace, ragazzi, farete tardi a scuola. Oh, non importa, signor Garrone. Io volevo tanto vedere la stazione. Nino, che dici? Dimmi, figliuolo, la mamma come sta oggi? Non molto bene, purtroppo. Capisco. Appena possibile la raggiungerò. Ho ancora un'andata e ritorno a Genova. Ragazzi, mi fa piacere d'avervi conosciuto. Ora devo andare. Arrivederci a tutti. Arrivederci, babbo. Ehi, guardate il treno! Venite a vedere! Evviva, evviva! Guardate, non è stupendo? Ora capisco, il lavoro di tuo padre è davvero movimentato. Sì, a volte, come oggi, è costretto a correre su e giù senza aver chiuso occhio da 24 ore. Ma è proprio per questo che ne va orgoglioso, amici. Ehi, si sta imbizzarrendo! Fermate quel cavallo! Bisogna fermarlo. Potrebbe causare una disgrazia. Vado! Ah! Garrone, stai attento! Attento! Fermatelo! Garrone, tutto bene? Garrone! Garrone! Ho paura, aspettatemi, non lasciatemi solo! Attenti! Un cavallo imbizzarrito! Attente! Dove vai, Enrico? Babbo, devo fermare quella carrozza. Vengo anch'io. Alberto! Enrico, aspettami! Nino! No! Un cavallo è impazzito!
Venite, tocca a me farvi entrare oggi. Lasciami,